Buonasera amici da casa, questa sera ci occuperemo dei dettagli tecnici per quanto riguarda la montatura della nostra montatura cosiddetta classica per la pesca tradizionale. Qui con me ho una delle mie canne che ha un'Ultegra della Shimano 200 e un mulinello sempre della Shimano, un XSD Competition, e vedremo fin dall'inizio come preparare la nostra montatura. Quindi sarà un video abbastanza noioso, ma per chi volesse iniziare da zero a pescare farò vedere cosa bisogna fare, diciamo, per montare questa montatura assolutamente semplicissima. Ho voluto appunto preparare da zero per farvi vedere in maniera veramente semplicissima, con una decina di minuti, come è possibile preparare direttamente una canna pronta alla pesca. Quindi appoggiamo un secondo e prendiamo, siccome il nostro mulinello è vuoto, la nostra bobina per caricare il mulinello. Questo è uno 0,25 della Shimano che andremo a imbobinare nel mulinello. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro filo, lo passiamo in uno dei, facciamo le cose fatte per bene. Lo passiamo in tutti gli anelli della canna. Dopodiché, scusate il trambusto, ma queste cose qua fatte in casa sono quello che sono. Poi facciamo un semplice nodo, che è questo, tenendo presente che il nostro filo non andrà mai a finire, quindi va benissimo questo nodo di giunzione molto semplice. Fatto il nodo, prendiamo le nostre forbici e andiamo a tagliare l'eccedenza, senza tagliare la parte che poi è collegata al rocchetto. Quindi mettiamo da parte questo e abbiamo il nostro filo così attaccato con un nodo molto semplice. Dopodiché prepariamo un secchio d'acqua dove buttiamo il nostro rocchetto. Perché? Perché i fili, a mio parere, devono essere caricati bagnati, perché a secco la cosa non mi convince molto. Dopodiché iniziamo a caricare. Ok? Teniamo la canna appoggiata bene e teniamo il filo, come vedete con la mia mano destra io sto tenendo il filo in tensione in modo da non provocare già delle parrucche, perché come sappiamo poi quando lanciamo e troviamo qualche parrucca sono delle brutte parole. Sembrerò un pazzo furioso che fa queste cose in casa, ma d'altronde cosa bisogna fare?
teniamo sempre sott'occhio il filo nella bobina e tenendo la nostra mano in pressione sul filo non dovrebbe succedere niente, assolutamente niente. Diciamo che questo mulinello qua è stato studiato con una bobina molto grande e lunga per permetterci di lanciare a lunga distanza, ma allo stesso tempo non tiene tantissimo filo, quindi in teoria dovremo terminare i nostri 300 metri della bobina. In caso vedessimo che sta già spanciando nella bobina del mulinello, ci fermiamo e lo tagliamo. Ok, siamo quasi arrivati, lo sentiamo che sta quasi per spanciare. Controlliamo sempre perché noi abbiamo una misura riportata sul rocchetto, però questa misura non è esattamente precisa, anche perché poi noi andremo a mettere lo shock leader che creerà ancora più pancia. Io adesso sto toccando con mano e vedo benissimo che, come potete vedere, il mulinello e il rocchetto, cioè, e la bobina sono cariche. Quindi cosa facciamo? Terminiamo qua il caricamento della nostra bobina, tagliamo il filo. Ok, quindi passaggio 1, mulinello carico. Siamo pronti. Siccome questo è uno 0,25 e noi andremo a lanciare da 90 a 125 grammi, cosa assolutamente da fare è montare lo shock leader. Adesso speriamo di non ammazzarci perché il nodo dello shock leader non è esattamente semplice da far vedere, però noi ci proviamo comunque. Quindi appoggiamo la canna tranquilli, prendiamo un secondo filo, un 0,40, ok? Non esagerando nei piombi, cioè è difficile che pescando con un metodo tradizionale andremo a utilizzare piombi esagerati sopra il 125, perché comunque vorrei ricordare che la pesca tradizionale è pescare con lo scorrevole, piombo scorrevole, quindi una situazione di mare dove necessitiamo già di un 125 e superiore, un piombo superiore, direi di non utilizzare uno scorrevole ma optare per montature fisse, che non è assolutamente questo il caso. Quindi, rimanendo coerenti con la nostra cosa, prendiamo lo 0,40, ok? Prendiamo il nostro filo, bobina, e facciamo questo bel nodo, che è il nodo dello shock leader, che è semplicemente 2 asole, ok? Giriamo, tutte e due le stiamo girando, tutti e due i fili, poi ci fermiamo su uno, lo ribagniamo con la saliva e puntiamo sull'occhiello. Poi tiriamo e il primo nodo è andato. Tagliamo le eccedenze. Poi facciamo la stessa cosa nell'altro. Prendiamo la parte terminale, occhiello,
ci assicuriamo di non stare facendo dei paciughi perché poi dobbiamo rifare tutto da capo. Occhiello e tiriamo, mantenendo sempre il filo in tensione, ok? Portiamo ben stretto il nostro nodo, lo stringiamo e poi ristringiamo l'altro per sicurezza. E tagliamo le eccedenze. Non le tagliamo esattamente a filo perché se si tirano i fili si vanno a recuperare dei millimetri loro, perché non hanno esattamente una memoria ferma, e questo è decisamente il nodo più importante della nostra montatura, perché se salta questo noi perdiamo esattamente tutto, e quando dico tutto direi proprio tutto. Ok, quindi attaccato lo shock leader, nodo di giunzione tra uno 0,25 e uno 0,40. Quindi adesso io sono particolarmente capra e non riuscirei a imbobinare esattamente il doppio della lunghezza della canna, perché cosa succede? Noi imbobiniamo leggermente di più della lunghezza del doppio della lunghezza della canna, in modo che abbiamo canna e poi la lunghezza del filo in lancio, ok? Quindi io adesso apro la mia canna e, avendo la canna aperta, riesco a imbobinare lo shock leader nella bobina con la metratura che mi interessa. Essendo in casa, direi che è possibile in una sala aprire 4,30 m di canna. Dopodiché faccio lo stesso movimento di prima. Con la mano destra tengo il filo in tensione e imbobino. Ok? Imbobino finché non vedo che ho fatto il doppio del 2 volte la canna. Dopodiché la richiudiamo, tiriamo il filo, ritorno in tensione e ce lo riandiamo a riprendere, sempre tenendo il filo in tensione. Ok, quindi abbiamo imbobinato il filo sul mulinello, abbiamo fatto lo shock leader, non ci resta che fare la nostra montatura. Apriamo un po' la frizione, riappoggiamo la canna e prendiamo un piccolo dettaglio che adesso lo andiamo a recuperare. Che è esattamente questo. Io amo questo piccolo dettaglio d'acciaio che è un anti-tag, nato per la pesca a leggering col pasturatore, si è poi evoluto con questo in un altro materiale, perché nasce per la pesca a leggering per lanciare pasturatori in plastica. Questo è in acciaio, ok? Ok, quindi prendiamo il nostro shock, prendiamo il nostro anti-tag, lo passiamo, ok, dopodiché nel nostro contenitore di girelle e stop prendiamo il nostro
gommino. Il gommino è semplicemente o perlina, non lo so, io adesso uso dei gommini di plastica che è praticamente un gommino tagliato nella lunghezza che uno preferisce, che fa praticamente da ammortizzatore tra l'anti-tag e la girella che andremo a montare. Quindi prendiamo il nostro contenitore, una girellina, che nello specifico io uso direttamente le girelle con il moschettone per un fattore di semplicità, per montando i terminali con la girella, cioè con l'asola. Io poi me ne apro la mia girellina e ce lo collego direttamente. Quindi girella, nodo della girella uguale identico al nodo dello shock. Girella asola, lo giriamo più volte, ok? Facciamo fare, non so, 6-7 giri. Come vedete il filo non collabora per niente, però noi siamo pazienti e rifacciamo tutto da capo. Una volta che ho fatto 6-7 giri, bagno, umidisco un attimo il filo, ripasso dentro e come prima tiro, tenendo sempre in tensione il filo. Ok? Tiro e ho legato la mia girella. Dopodiché, forbicine, taglio l'eccedenza e la nostra montatura è bella che è finita. Quindi mulinello, abbiamo visto come montarlo e qua abbiamo la nostra montatura anti-tag, gommino, perlina, quello che volete, basta che serva da ammortizzatore tra l'anti-tag d'acciaio e la girella, soprattutto per il nodo della girella, anche perché questo anti-tag fa parte, cioè dove attaccheremo un piombo da 100 grammi, una volta che tocca l'acqua ha una pressione sul nodo notevole, e su questa girella qua dell'anti-tag attaccheremo il nostro piombo, su questa girella qua finale attaccheremo il nostro terminale e la nostra canna e la nostra montatura sono terminati. Semplicissimo.